Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Da Nord a Nord dedicato ai prodotti e alle ricette ed eco, quindi di denominazione comunale. Ci troviamo in Veneto e prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei tesori enogastronomici ed agroalimentari di questa regione, sempre ricca di sorprese come già abbiamo visto nelle precedenti puntate. Diamo il benvenuto alla nostra gentile ospite di oggi, Maria Teresa Pizzolato. Signora, buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Maria Teresa Pizzolato è assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Creazzo e proprio di Creazzo noi andremo a scoprire il prodotto Deco, la peculiarità agroalimentare. Creazzo dunque un paese che sorge sulle prime ondulazioni a ponente di Vicenza in una fascia assolutamente favorevole alla vigna e all'orto. Una vocazione che è da mettere in probabile correlazione con la natura argillosa del suolo che trova riscontro nel termine latino Cretaceum, donde il nome dell'antico insediamento agricolo. Oltretutto, attorno a Creazzo sorgono delle bellissime ville, la più significativa delle quali è Villa Fadinelli su Piei, costruita nella seconda metà del Settecento da quell'Ottavio Bertotti Scamozzi, che fu proprio uno dei migliori prosecutori dell'opera di Palladio. Andiamo dunque alla scoperta del nostro prodotto Deco di oggi, ossia il broccolo fiolaro. Signora Maria Teresa, allora, il broccolo fiolaro rappresenta da sempre una voce molto importante per le colline di Creazzo. Perché cos'è esattamente questo broccolo fiolaro? Il broccolo fiolaro è appunto il tipico ortaggio invernale di Creazzo. Fa parte della famiglia delle crucifere e la sottospecie dei cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e della Verza. Viene chiamato così appunto per la sua forma, che broccolo, che si dice deriva appunto da brocco in quanto germoglio, e fiolaro da fioi, figli, che sono appunto di piccoli germogli molto teneri che partono dalla parte centrale dell'ortaggio. Ecco che lo rende caratteristico rispetto agli altri broccoli comunemente conosciuti. Perché la decisione di inserire il broccolo fiolaro tra le Deco, tra le denominazioni comunali? Forse per un particolare valore storico piuttosto che perché la sua fama è un po' caduta nel dimenticatoio? Allora, già il broccolo fiolaro veniva coltivato nella storia dell'antichità, ancora coi romani, i greci, si racconta. Poi nel 1800 le coltivazioni, cioè la collina era particolarmente ricoperta della coltivazione del broccolo fiolaro e il paese, appunto Creazzo, era un ortaggio molto importante, viveva di questa coltivazione, di queste colture. Poi con l'andare degli anni e l'avvicinarsi anche dell'industria vicino alla città, e nella città di Vicenza, alcuni residenti hanno iniziato ad andare a lavorare appunto nelle industrie e anche con la coltivazione nelle serre il prodotto andava meno, era meno richiesto e era cambiato proprio il modo di vivere, diciamo, dei nostri residenti di Creazzo. Pertanto queste coltivazioni avevano cominciato a diminuire e alcuni pezzamenti di terreno erano stati abbandonati e da 150.000 piante che venivano coltivate appunto nell'Ottocento si era arrivati a un 30-40.000. Adesso da qualche anno si è ripensato appunto di riportare alla scoperta delle tradizioni del paese, scoprire appunto la storia, la cultura dei nostri tempi e di valorizzare questo ortaggio che fa benissimo. Pertanto con una prima sagra del broccolo si è voluto rilanciarlo. Ecco la necessità di doverlo tutelare per la sua valorizzazione, di poterlo distinguerlo da quello di prodotto in altri comuni limitrofi e pertanto la decisione di ricorrere alla denominazione comunale. Qual è la zona di produzione esattamente e come avviene la coltivazione? Sì, beh, la zona è proprio la collina di Creazzo, infatti anche nel disciplinare della Deco viene indicato un minimo di 50 metri sul livello del mare come appunto requisito richiesto per essere etichettato Deco. Questo perché il terreno della collina è particolarmente
più ricco di minerali rispetto a quello della pianura, il clima è più mite e anche se il broccolo è un ortaggio che sopporta delle temperature molto fredde anche sotto zero, però la differenza appunto di questa altitudine tra collina e pianura permette che non venga rovinato, anzi lo arricchisce ancora di più del sapore, perché il gelo rallenta quella trasformazione biologica, trattiene l'acqua, ecco che c'è una concentrazione di sali e di zucchero proprio all'interno della pianta che lo rende molto, molto più saporito rispetto a quando non ha preso la gelata, insomma. Dove troviamo oggi il broccolo fiolaro nel momento in cui lo vogliamo acquistare? Che so, al supermercato piuttosto che nelle botteghe alimentari o ancora attraverso la vendita diretta? Ecco, allora essendo appunto prodotto invernale, il periodo è molto breve perché viene raccolta dal mese di novembre fino al mese di febbraio. Ci sono allora di coltivatori proprio lì nelle zone che lo vendono direttamente, sono dei negozianti fruttivendolo e già da un po' è iniziato qualche anche supermercato proprio nelle prime cinture di Vicenza, lo mettono anche loro in commercio. Ecco, diciamo che ancora è un prodotto di nicchia, si spera anche per il futuro di incrementare sì le coltivazioni, però che rimanga pur sempre un prodotto sì, di nicchia, non che diventi industrializzato, insomma, cioè, anche se già qualcuno lo ha trasformato in confezioni di broccolo tipo zuccato, la ditta zuccato, che conosciamo per i famosi crauti, no? Che in scatola, lo ha messo in commercio in un barattolo di vetro al naturale, qualche ditta di pastificio l'ha proposto con i tortelli ripieni di broccolo, c'è stata la trasformazione come liquore, c'è la grappa al broccolo, c'è il broccolino, tipo l'amaro, ecco, però l'importante anche per il futuro che rimanga pur sempre un prodotto appunto di nicchia. Quindi tutto un ventaglio di prodotti collaterali e lei proprio diceva un prodotto di nicchia, ma qual è la fama di questo broccolo fiolaro fuori dai confini vicentini? Sì, ultimamente è molto conosciuto appunto anche fuori, non solo di Vicenza, ma anche dal Veneto. Ne abbiamo avuto dimostrazione anche durante la sagra del broccolo, quest'anno è arrivata al 10° anno e ha avuto grande successo. È un ortaggio appunto ricco di sostanze che fa molto molto bene e si presta moltissimo anche nei piatti di più grandi ristoratori, cioè della cucina, no? Che oggi appunto i più grandi ristoratori, i grandi chef lo propongono con svariate ricette. Fuori dal Veneto abbiamo come esempio anche il ristorante di Carlo Cracco, che è appunto a Milano, famoso, e lui è originario di Creazzo, i suoi genitori e la sua famiglia abita ancora a Creazzo e già da qualche anno propone nel suo appunto, famosissimo ristorante il nostro prodotto, appunto il broccolo fiolaro. È conosciuto appunto, come dicevo, anche in altre regioni e addirittura abbiamo avuto anche degli exploit all'estero negli anni scorsi perché è stato riconosciuto anche dalle università dell'America, nell'università americana, che appunto le sue qualità, tutte le varie proprietà organolettiche, tutte le sostanze che contiene questo ortaggio è ottimale, appunto fa benissimo alla salute, per l'intestino. Alla moderna rivalutazione del broccolo ha contribuito anche e soprattutto il riconoscimento scientifico delle sue proprietà salutari. Ecco, di quali proprietà salutari esattamente si tratta? Allora, è ricco di vitamine, mi sembra la A, la B1, la B2, la C, e contiene appunto questi sali minerali, molto ferro, lo zolfo, potassio, fosforo. Entriamo dunque nel vivo di questa nostra puntata. Come viene usato il broccolo fiolaro in cucina? Quali ricette, quali piatti prepariamo con questo ortaggio?
Allora, inizialmente si riconosceva come i piatti tipici, quelli più semplici, contadini, i broccoli in teccia, diciamo in dialetto, no? Che venivano bolliti, poi messi appunto in padella o con della pancetta, con dell'olio, oppure la classica zuppa e il riso con i broccoli. Oggi siamo andati molto avanti perché si parte dall'antipasto presentato con i broccoli, arriviamo addirittura al dessert. Allora, gli antipasti, anche lì più svariati, i primi troviamo il risotto, delle paste, il pasticcio, i secondi abbinato con la carne in varie forme, abbinato addirittura anche il cotechino viene fatto con il broccolo già all'interno, poi è stato abbinato anche il pesce, il baccalà, fino ad arrivare ai dolci, a delle frittelle dolci fatte con il broccolo, il gelato e di dessert, appunto così dei semifreddi, appunto come dicevo, delle torte tipo crostate con le mandorle e broccolo. Poi abbiamo anche il pane, anche il pane con il broccolo, ormai lo troviamo sulle nostre tavole in quel periodo. Veramente lì, diciamo che i nostri ristoratori della zona e di colline vicino a Creazzo, colline iberici, si sono sbizzarriti a presentare sempre piatti diversi ogni anno, e per tutto il periodo da novembre a febbraio tutti i giorni di solito hanno minimo un piatto nel loro menù con il broccolo. Questo gelato al broccolo ci incuriosisce proprio, ma cos'è esattamente? Qual è il suo colore, il suo sapore? Diciamo il colore era verso il verde. Subito è un po' strano, però direi che dopo ha avuto successo e l'ha presentato appunto lo chef Gianluca Tomasi, che è anche uno chef molto bravo, anche molti. E che dire della cottura? Richiede tempi di cottura lunghi oppure brevi? Allora, per mantenere che lui trattenga il più possibile le sostanze e anche che non cambi il colore, è consigliabile una cottura breve, in acqua già calda, salata, scoperto, e come i chef loro ti consigliano a fine cottura di poterlo raffreddare immediatamente, che allora appunto rimangono tutte le buone sostanze. Lei già ci accennava a questo. Ogni anno in gennaio, con il coinvolgimento di una dozzina di ristoratori locali, si tiene questa festa del broccolo fiolaro. Ma cos'è esattamente? Ce la può descrivere? Allora, questa festa è nata 10 anni fa, quasi così un po' in sordina, infatti durava solo una giornata. Con l'andare degli anni sempre di più è stata la partecipazione di visitatori anche fuori Vicenza, ed è cresciuta notevolmente. Siamo arrivati quest'anno al 10° anno, una sagra che si protrae per 10 giorni, appunto con l'aiuto di questi ristoratori, e tutto è organizzata dall'associazione Pro Loco di Creazzo, che anche quest'anno hanno formato un direttivo, un comitato proprio per la sagra del broccolo. È una bellissima festa che principalmente si basa sulle serate gastronomiche. Ogni sera appunto viene presentato il broccolo in modo diverso, troviamo con gli gnocchi, troviamo il risotto, troviamo appunto il cotechino. E poi, come in tutte le sagre, ci sono degli spettacoli che accompagnano appunto queste serate, di momenti anche di aggregazione con le scuole. Quest'anno abbiamo avuto anche la partecipazione di ragazzi delle scuole Berghiera. È un momento molto bello, direi, grande festa che ci ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo avuto anche un gemellaggio con dei chef di Sarajevo, che anche loro hanno presentato dei piatti tipici di Sarajevo abbinati al broccolo. E quest'anno abbiamo avuto una partecipazione di circa 13.000 persone nella durata appunto delle 10 giornate. Questo valorizza sempre di più il prodotto, che viene riconosciuto sempre di più, conosciuto fuori del Veneto, e adesso appunto anche i giovani stanno riscoprendo questi momenti di una volta. L'amministrazione comunale ha sempre appoggiato e spinto appunto alla crescita e la valorizzazione, e anche per tutelare il prodotto tipico di Creazzo rispetto agli altri che vengono prodotti nelle zone vicine.
Bene, dunque su questa bella notizia della riscoperta dei valori tradizionali, della identità culturale ed enogastronomica del territorio da parte soprattutto dei giovani, a questo punto non mi resta che salutare e ringraziare la nostra ospite di oggi, Maria Teresa Pizzolato. Grazie signora per essere stata con noi. Niente, grazie a voi. Maria Teresa Pizzolato, lo ricordiamo, è assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Creazzo, un comune nel Vicentino del quale abbiamo scoperto l'ottimo prodotto d'eco, ossia il broccolo fiolaro. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, che ci avete seguito sin qui. Come sempre, l'appuntamento è per la prossima puntata di Da Nord a Nord, naturalmente dedicata ai prodotti e alle ricette d'eco. Arrivederci e buonasera.